Allora, siamo qui amici con Giorgio Trevisan, un estense, un grande pittore, e vorrei fare una domanda: cos'è la pittura per Giorgio? O qual è l'ispirazione? Cosa pensi quando dipingi? O perché dipingi? Perché dipingo è la domanda da non so quanti milioni di dollari, no? Perché adesso l'euro è più forte del dollaro, allora diciamo di euro. La domanda è difficile, perché si dipinge? Io credo che pittori si nasca. Un po' di tempo fa, se mi chiedevano che cos'è l'ispirazione, avrei risposto come un intellettuale: l'ispirazione è un lento e diligente artigianato. Non credo nell'ispirazione. Se per ispirazione si intende quando ti vengono in testa le idee da rappresentare, da eseguire nei quadri, allora certo, come qualsiasi altra cosa, le idee vengono, le idee vanno, delle volte diventano urgenti e allora bisogna concretizzarle. La pittura è per me è una forma di meditazione, cioè una forma di meditazione sulla bellezza. E io vedo la bellezza nelle cose, nelle persone, mi innamoro delle cose e delle persone e cerco di tramutarla in segni e colore. Naturalmente io faccio l'illustratore e il fumettista perché è l'unico modo di sbarcare il lunario che conosco, perché la pittura non dà, Carmina non dans panem, si diceva una volta, i canti non danno il pane, no? Naturalmente non conoscevano i cantautori a quei tempi. Si parlava di poesia, la poesia non dà da vivere, la pittura non dà da vivere al giorno d'oggi, anche perché la pittura che ha successo è quella pittura che a me non piace, dove si vede tutta la bruttura dell'umanità, come si è ridotta, della società, per cui sì, siccome l'arte è, qualcuno ha detto, la febbre della società, l'arte esprime la parte peggiore, allora mostruosità o cose orripilanti da perito settore, da horror, quelle sono le cose che vanno di moda. Tu Giorgio, quando dipingi cosa pensi? Quando dipingo penso alla cosa che sto facendo, poi la mente naturalmente, la mente gira, il pensiero va e viene, però generalmente penso a quello che sto facendo, certamente. E l'ispirazione? C'è? L'ispirazione, quando incomincio un quadro ho un'idea. Man mano il quadro va avanti, il quadro incomincia a dettare lui le sue idee, perché praticamente una pennellata richiede un'altra pennellata in accordo con quelle precedenti. Se tu sbagli pennellata devi rifare il quadro, cioè è normale. E qual è il soggetto che preferisci riprendere? Ma io faccio sia le persone che i paesaggi, a me piacciono moltissimo le case vecchie, la struttura delle case di campagna nel Veneto per esempio hanno una sapienza di esecuzione nelle proporzioni tra la grandezza della facciata, la grandezza delle finestre, la porta, che si sbaglia se non si fanno esattamente, no? Loro avevano un senso delle proporzioni, loro dico i nostri padri, anche perché quelle cose, quelle case erano costruite da
da muratori, da artigiani che avevano la sapienza degli avi. Ecco. E quando termini un quadro e questo quadro sfugge dalle tue mani, senti una perdita o è qualcosa che ti appartiene, non ti appartiene più? Vendere un quadro è sempre non dico un dolore, ma dispiace, ma però anche la pittura bisogna che si mantenga, almeno lei, se non mantiene all'artista, almeno le spese devono essere coperte dal... Ecco, tu Giorgio da quando hai iniziato a dipingere? Beh, io ho cominciato a disegnare che ero piccolissimo, a 3 anni, 4 anni. Ho un paio di album che ho fatto in seconda elementare, dove si vede già un certo talento. E dopo, venendo su, andando a scuola, la mia attività principale era sempre quello di disegnare. Io non vedevo l'ora che finissero le scuole per poter disegnare. Poi ho cominciato a dipingere a 15 anni, i primi colori a olio, i primi acquerello. Poi a 20 anni ho cominciato a lavorare nel campo dei giornali, a fare l'illustratore, e lì ho cominciato a imparare a disegnare, non ho ancora finito, sto imparando ancora.